o il Ministero dell'Ambiente, tutti insieme, il governo, dobbiamo mettere le mani lì dentro. E lì dentro ognuno che tocca qualcosa rischia di finire in galera. Per cui la gente che oggi deciderà di fare politica anche operativa sono dei coraggiosi, perché oggi la cosa migliore è non fare niente, non sta a fare niente che sia pericoloso. Ma i ragazzi non facendo niente, i bambini non facendo niente, non avranno futuro, è scritto. Allora qualcuno, le persone coraggiose, indipendentemente dall'appartenenza partitica o politica, indipendentemente da questo, lo giuro, non c'entra niente, abbiamo bisogno di fare un partito della gente di buona volontà, di quelli delle associazioni che sono presenti, che ragazzi se vanno avanti perché è una passione per loro, di quelli come voi, che sicuramente nella vostra attività avete quelle passioni che spesso non si incontrano con le passioni degli altri, diventa quasi una cosa contro un'altra, finanzi me non lui. Invece che mettere insieme queste passioni, coordinare, immaginare che si lavori sulla sussidiarietà, sulle vostre energie, sulle energie che ci sono, continuiamo con la maniera così di aspettare che arrivino i soldi pubblici. Non ce ne sono più soldi pubblici. Il pubblico deve semplicemente non mettersi di traverso. Quella è una cosa importante che faccia opere semplici, chiare. Se uno vuole costruire, vuole fare, vuole sistemarsi a casa, lo deve poter fare in maniera semplice, rispettando le regole, ma regole che legge lui e capisce cosa c'è scritto. Cioè lo piano strategico, siccome non si fa in un giorno questo, non si fa in un mese, e si fa se siamo d'accordo, perché se scattano i protezionismi, aspetta un attimo, sto qua dove vuole imparare, quell'altro è lui, è l'amico, non c'è amicizia di nessuno. Pensate a quel ragazzino, guardate che anche le persone che hanno possibilità, e ve lo dico perché ne conosco tante, vi potrebbe succedere la cosa peggiore che può capitare, che vostro figlio o vostra figlia non vuole lavorare con voi e dice, sai papà, vado a fare un'esperienza all'estero. All'inizio ti parli con tua moglie e dice, beh, è una bella idea, va bene, allora dici, sai, mio figlio va all'estero, mio figlio è benissimo, bello, perché fa un'esperienza, poi io sono per la libertà, figurati. Il problema è che non dobbiamo garantire a questo ragazzo qua, che dopo 2, 3, 4 anni comincia a dire, mamma, puoi vedere in giro se c'è qualche lavoro, se senti i toni, senti i cani, se per caso. Quando il ragazzo al telefono, lui a Londra magari, sente la mamma in imbarazzo e dice sì, non parlare, adesso vedremo, insomma, cioè, è una casa per l'estate a vedere bene che lui sente che l'aria è zero, che è quello che c'è qua. Quel ragazzo troverà la fidanzata a Londra, si sposa a Londra e il figlio, il nipotino, ve lo vedrete che esce sul pub, non ve lo apro, ma io l'ho visto. Gente che ha tutto, ha le case, le ville, le cose, non serve a niente. Se non c'è l'umanità della nostra famiglia, della nostra Costituzione, sarà un disastro. Stiamo importando gente senza concetto, senza un minimo, un briciolo di sana umanità, perché pensiamo di lavarci la coscienza, allora siamo i buoni. E poi queste robe qua finiranno, cioè finirà la cronaca sul giornale del buono che ha salvato col salvagente, gente che ci sta guadagnando su. E poi resterà cosa? Di queste decine, centinaia, migliaia di ragazzi che dall'Africa si stanno includendo tutti i venire qua. Secondo voi come potrà finire? I ragazzi giovani, maschi, adulti, di 20 anni, cosa pensate che succederà? Gente che ha attraversato il mare. Allora noi qui ci diamo un piano strategico, umanitario sicuramente, ma un conto è un profugo, un conto è un migrante economico. Bisogna dirsi le cose, bisogna dirsi in faccia. Noi non dobbiamo fare la fine del Friuli, che sia gente accappara sui torrenti, sui fiumi. Non esiste una roba del genere. Io adesso metterò i portali sulle strade provinciali, dove mettiamo le telecamere, si riconoscono immediatamente le tali rubate o quelle che non hanno l'assicurazione scaduta. Lì fermiamo, li controlliamo. Questa sarà la città controllata, ci sarà la gara a entrare nella città di Venezia, nella città metropolitana di Venezia, perché la Serenissima non si lasciava mica, A Lepanto, io mi fermai immediati i turchi del 500, questi ne partivano, sapevano che non avevamo le navi, la situazione del genere, pensavano allo sbarco. All'Arsenale nel 500, nell'arco di un mese, abbiamo costruito una flotta, li abbiamo affrontati e li abbiamo distrutti. Se uno chiede il permesso, è sempre disponibile che entri, sempre, qualsiasi razza, qualsiasi cultura, la città è aperta, è nella nostra storia che siamo aperti. Ma le regole, non scrivere le regole, il piano strategico, parlo del piano alto subito, è un piano di regole e di norme, non contro qualcuno, ma per creare quelle persone che vogliono lavorare in pace, alle nostre condizioni. Noi dobbiamo attirare gli investimenti, noi dobbiamo andare nel nord Europa a prendere gli studenti dell'università, non quelli che arrivano. Dobbiamo scegliere noi i nostri ospiti. Tutto il tema dell'università è un tema straordinariamente importante. A Boston, metà dell'economia della città funziona sull'università.
Ma perché l'universitario tedesco o francese, il ragazzo, perché la famiglia investe un sacco di soldi per tenere i ragazzi, deve cogliere che c'è una città collegata, no che uno non sa dove andare a piedi, dove vado, bisogna collegare l'autobus, la TV, la CTV, con biglietti unici. Abbiamo fatto chilometri e chilometri di piste ciclabili, cosa sono? Piste ciclabili. Non abbiamo fatto uno spazio dove lasciare le biciclette che non te le portino via. Ma è una stupidaggine, mi rendo conto. Non abbiamo fatto i gabinetti, i bagni, i servizi igienici. Perché la gente che viene, se ha il servizio igienico, magari sempre a pagamento, aperto, con qualcuno che lo pulisce sempre, con un livello di pulizia estremo, alto, dobbiamo attirare il turismo. Il turismo altro non solo che l'incontro di persone, non è che tu sei lì soltanto a fare il fatturato sul turista, gli dai da mangiare e gli dai da dormire, è ovvio, certo, anzi, lo sappiamo tutti, questa è una delle nostre eccellenze, ma il turista dobbiamo fornirgli proprio un senso del vivere questa città, che è quello storico sicuramente, quello artistico. La Fenice deve tornare a suonare qua in piazza a Portogruaro. Dobbiamo immaginare che le cose di tutti, nostre di tutti, tornino a essere utilizzate dai cittadini di tutti, dentro un quadro che abbiamo definito, cioè non si potrà fare tutto del tutto, ma dentro delle cose che ritornino proprio nella vita delle persone adesso, oggi, domani, no fra 20 anni.